Domenica c'è Milan-Atalanta, partita fondamentale per i rossoneri che devono consolidare il loro posto in classifica che vale la Champions, un po' meno importante sulla carta per l'Atalanta che dal campionato non ha molto da chiedere, ma fondamentale per se stessi perché forse la scala del calcio, forse una partita del genere può aiutare l'Atalanta a ritrovare se stessa dopo le ultime settimane decisamente sottotono. Ciao a tutti, io sono Otis e questa è una nuova puntata di Atalantismo. Siamo onesti, sulla carta Milan-Atalanta non sembra una gran partita. I rossoneri non hanno espresso un buon calcio nelle ultime settimane, nonostante la posizione in classifica, ma lo stesso vale per l'Atalanta dopo la partita col Cagliari, la partita col Genoa, insomma c'è poco da essere contenti. La speranza è veramente che il palcoscenico valorizzi un po' i giocatori che hanno avuto un altro giorno di riposo da parte di mister Palladino e quindi si spera siano in condizione per cercare magari una vittoria insperata. Forse blindare il settimo posto per la squadra di Palladino non è un obiettivo così stimolante, però dobbiamo ricordarci che andare in conference, per quanto sia forse la coppa meno blasonata, vorrebbe dire comunque ripartire dall'Europa. E vista la stagione, visto l'inizio di stagione, visto gli ultimi mesi, non è assolutamente una cosa scontata e si può a tutti gli effetti considerare un piccolo trofeo. Per quanto riguarda le formazioni, il grande dubbio là davanti è fra Scamacca e Kristovic. L'attaccante italiano è indubbiamente più forte, però anche nell'ultima partita Palladino ha avuto parole molto dure per il giocatore che insomma non è minimamente paragonabile al miglior Scamacca che abbiamo visto negli anni precedenti. Certo è che dall'altro lato c'è Kristovic che con tutti i suoi limiti è un giocatore che si spende al 100%, magari pasticcione, un po' impreciso, ma comunque il tabellino ci racconta di 12 gol e 7 assist e quindi forse è giusto dare continuità all'attaccante montenegrino. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella, c'è la tentazione magari di provare qualche soluzione nuova, però io penso che veramente una partita del genere non sia una partita in cui fare esperimenti, anche se magari il risultato può essere considerato in maniera relativa. I tifosi hanno bisogno di rivedere l'Atalanta, hanno bisogno di entusiasmarsi, hanno bisogno di 90 minuti belli da vedere che ci rendano orgogliosi e la speranza è proprio di vedere, perché no, magari anche una vittoria. Fatemi sapere quali sono le vostre aspettative, vi aspettiamo nei commenti. Ciao!